Ed ora una bella notizia per chi ama la montagna, per chi ama camminare in montagna. Guideranno gli escursionisti su sentieri e vie ferrate. Sono gli accompagnatori di media montagna, figure professionali ben diverse dalle guide alpine, formate grazie ad un corso appena avviato. Il primo del genere in Veneto. Ce ne parlano Stefania Bolzan e Claudio De Zana. Le caratteristiche delle guide media montagna è la conoscenza innanzitutto del territorio, ovviamente una buona esperienza per quanto riguarda l'escursionismo e la capacità di condurre le persone in luoghi sicuri e di grande interesse. Nel giro di un anno, anche in Veneto, come già accade in Lombardia, Trentino e Marche, ci saranno gli accompagnatori di media montagna, figure formate in modo professionale per gestire gruppi di escursionisti su sentieri attrezzati e vie ferrate. Non una concorrenza alla guida alpina, a cui resta la prerogativa su pareti di roccia, ghiaccio e terreni innevati, ma un professionista abilitato a far godere la montagna in sicurezza. Gli accompagnatori potranno operare solo entro i confini regionali, ma si sta già pensando di creare una futura convenzione con l'Alto Adige. Noi dobbiamo pensare che questa professione serve a chi la fa, a chi chiede di essere accompagnato, ma è comunque un servizio alla qualità del turismo in Veneto. A Crespano del Grappa la partenza della prima prova pratica che permetterà di selezionare i 30 aspiranti che prenderanno parte al corso. Cartina alla mano si sale verso il Monte Tomba, affrontando un percorso che prevede prove speciali di velocità e regolarità in salita, regolarità in discesa e capacità di orientamento. Nessuno sconto alle 7 donne presenti. Le guide devono essere tutte ugualmente preparate. Tempo massimo 6 ore e 45 minuti. Non è la guida alpina, è una cosa che è leggermente diversa e quindi penso possa essere una cosa che posso portare avanti. Lei cosa fa di mestiere? Io faccio l'agente di commercio. Costo del corso 4.000 euro, un investimento importante per chi spera di trasformare la propria passione per la montagna in un lavoro a tempo pieno. Com'è stata questa prima prova? Bella, bella, un po' dura ai 700 metri in salita, ma interessante.